E allora, mannaggia a me. Oh. Sembra ieri. Vedi che poi può capitare anche di riuscire ad arrestare il tempo che passa. Ne ho fatte tante di arresti, ma questa mi mancava. Grazie a tutti, donne, uomini e ragazzi coraggiosi, perché l'Italia dei Valori di oggi può essere, se ci mettiamo un po' di buona volontà, ancora meglio di quella di ieri, per il semplice fatto che nell'Italia dei Valori si sono viste tante facce e quindi abbiamo avuto modo anche di setacciare. E quel che abbiamo oggi è la sintesi al netto di traditori, venduti, compravenduti e quant'altro. Quindi oggi chi sta qua c'è perché ci crede, se no chi glielo fa fare a stare qua? Come allora, ora come allora. Ora come allora. E il fatto che siamo in tanti che vogliamo ricominciare la dice lunga su quale è il nostro impegno politico e civile. E allora permettetemi di fare un po' una fotografia della situazione, una fotografia di ieri, di oggi e di domani, lasciando poi al nuovo segretario politico dell'Italia dei Valori di illustrare il nostro programma e i nostri obiettivi. Ieri, cioè nel 98, siamo venuti qua perché c'erano tante persone che spontaneamente mi scrivevano per dire vabbè, facciamo qualcosa. E abbiamo cominciato così la nostra avventura. Perché sentivamo quel bisogno ieri? Per la stessa ragione di oggi, perché ci eravamo resi conto che chi si occupava della cosa pubblica lo faceva per fini personali. Perché grazie a Mani Pulite avevamo scoperto che piano piano la politica era degenerata da servizio al cittadino era servirsi dei cittadini. Il dramma di questi 20 anni sta nel fatto che, capito la malattia, come dissi quel giorno, lo ricordo ancora, eravamo qui, se la stanno prendendo con i medici, ancora oggi è così, se la stanno prendendo con coloro che denunciano i mali del Paese. E allora provate a riflettere, perché l'Italia dei Valori ha avuto successo nel momento della protesta, così come ha oggi successo nel momento della protesta il Movimento 5 Stelle, perché l'Italia dei Valori ha avuto insuccesso nel momento in cui è entrato nelle istituzioni. Perché purtroppo anche noi abbiamo commesso degli errori. Vale a dire, non ci siamo accorti che dentro il nostro partito erano entrate delle persone anch'essi per farsi gli affari propri. Di questo voglio assumermi la responsabilità davanti a voi. Voglio assumere la responsabilità davanti a voi. È stato... Noi non è che ne abbiamo fatti molti di errori, ma di un paio di errori l'abbiamo fatto. Uno riguardando appunto le persone, che non sempre abbiamo scelto nel modo più giusto. L'altro riguardante il difficile momento nel mettere insieme un partito di lotta e di governo. Perché il partito di lotta è importante, in questo momento il Paese è talmente arrabbiato che il politico, se si presenta a qualcuno, non gli dice manco di essere un politico, perché lo menano. Chiaro? Quindi il voto di protesta è un voto dato non perché qualcuno se lo merita, ma dato contro gli altri
che stanno governando. Noi dovevamo e noi vogliamo oggi riprendere quel cammino, cioè non solo la protesta. Ecco la proposta che io faccio da subito. L'Italia dei Valori di domani deve essere un partito che non può solo scopiazzare la protesta, deve anche assumersi la responsabilità di trovare una migliore classe politica che vada poi ad assumersi la responsabilità di governo e in questo senso proporsi e riproporsi con gli altri partiti. Secondo errore quindi nostro, mio, è stato quello di esserci fossilizzati nel settarismo protestatario. Lo devo dire, perché se no non andiamo da nessuna parte. Ripeto, spetta a Messina poi vedere come costruire il futuro, ma io sono orgoglioso di quel che ho fatto, ma non sono venuto qui a magnificare quel che ho fatto, sono venuto qui ad assumermi le mie responsabilità, perché da qui voglio ricominciare anch'io, ma da militante insieme a voi, perché io non vado via, qualcuno mi ha detto ci devi essere ancora e ci mancherebbe altro. E ci mancherebbe altro. Però dobbiamo renderci conto di una realtà. Ripeto, io sto facendo la fotografia del passato e uno sguardo al presente. Come dice Concetta, una fotografia del passato, uno sguardo al presente dritto al futuro. Sempre mia sorella. Noi abbiamo bisogno di capire che cosa possiamo fare per migliorare la classe politica del nostro Paese e per dare maggiore credibilità al nostro partito. Bene, l'Italia dei Valori oggi deve essere un partito che riparte da qui aprendo il dialogo con le altre forze politiche. Non c'è niente da fare. Da soli parliamo ai cittadini e magari ci votano e ci rivotano pure. Ma se non diamo adesso una speranza di futuro, non abbiamo costruito niente, abbiamo soltanto fatto l'analisi. Il paese ha un tumore, ma chi lo cura questo tumore? Ed allora, oggi è importante che questo nuovo partito abbia la forza, il coraggio e l'umiltà di non affidarsi più al cosiddetto partito personale. Non c'era soltanto l'Italia dei Valori personale, c'era Bossi, partito personale, Berlusconi, partito personale, tanti altri partiti personali. Il partito personale, per definizione, lo dico io, ma dovreste dirmelo voi a me, il partito personale, per definizione, è sottoposto a un ciclo vitale. Non fosse altro perché prima o poi i capelli li perdiamo, prima o poi il tempo passa. E allora ha voglia a fare lifting, ma stai lì, più che con Dudu non vai. Devi necessariamente accettare che non puoi farti carico sulla persona. Ecco, quindi vedrete nel simbolo che andremo a presentare alla fine del mio intervento, che non durerà molto perché Ignazio Messina che deve parlare, insieme presenteremo il nuovo simbolo. Ma dobbiamo renderci conto che dobbiamo anche plasticamente rappresentare, non perché Di Pietro va via, io sentivo dire prima, mi raccomando, stacelo, non ci abbandonare, ma per l'amore di Dio, ma ci mancherebbe altro, però dobbiamo avere il coraggio di essere squadra. E non ti dice, mo arriva, e a un certo punto le forze ti abbandonano. Chi va a votare oggi non ancora nascevo quando ho fatto Mani Pulite, ve l'ho detto 1000 volte. E quindi molte volte quando la mamma mi dice facciamo una fotografia del dottor Di Pietro, la figlia dice ma chi è, un attore? Quindi dobbiamo avere l'umiltà di capire che questo partito c'è, ma dobbiamo essere tutti noi. Questo è il messaggio prima che volevo mandarvi come fotografia di oggi. Come fotografia di domani, ripeto, dobbiamo essere un partito intransigente sui principi, che non può piegarsi a qualsiasi compromesso. Noi siamo contro, per intenderci, lo diciamo con tutto il rispetto che abbiamo verso chi invece si assume questa responsabilità, ma noi siamo contro le politiche delle larghe intese.
Vale a dire, noi riteniamo che devono essere i cittadini a scegliere chi li deve governare e non il giorno dopo le forze politiche che si sono presentate in opposizione che si mettono insieme per governare. Detto questo, non sto facendo una critica fine a se stessa, perché io mi metto nei panni, ecco la nostra maturità, dobbiamo metterci nei panni anche di chi non ha le nostre percentuali, ma percentuali maggiori, ha delle responsabilità importanti. Perché guardate un attimo la situazione di questo Paese. Se io fossi il segretario del PD mi troverei davvero in un grande difficoltà a decidere, perché da una parte vorrei rispondere all'elettorato del PD che non ne può più di Berlusconi, dall'altro mi rendo conto che ci sono delle urgenze, delle necessità di questo Paese, che mentre noi discutiamo c'è gente che si butta dalla finestra perché non ha da mangiare. Quindi noi dobbiamo essere forza di opposizione, ma dobbiamo anche essere una forza che aiuta a costruire un'alternativa per evitare poi che accada questo. Questa è la proposta che noi dobbiamo fare. Dobbiamo dire alle altre forze politiche del centro-sinistra: ritorniamo a quella foto di Vasto, perché era meglio quella che quelle di adesso, perché quelle di adesso è sottoposta al ricatto, quelle di allora aveva un progetto politico. Io l'ho già detto 1000 volte e lo ripeto anche oggi. Fra i tanti errori che ho fatto, uno lo rifarei subito. Ancora oggi, se dovessi tornare indietro, non voterei la fiducia al governo Monti, perché noi siamo fuori dal centro-sinistra perché abbiamo detto no al governo Monti, perché altrimenti saremmo rimasti al governo anche noi, stavamo nella coalizione e vissero felici e contenti. Però, se fossimo andati, se tutti dobbiamo ammettere le nostre responsabilità, ci auguriamo che anche il restante centro-sinistra prenda atto che se allora, nel 2011, fossimo andati alle elezioni, oggi già c'era dal 2011 ancora oggi un governo di coalizione, di governo, di programma, senza compromessi, e quello lì stava già ai servizi sociali. Quindi voglio dire, lì non siamo noi che abbiamo sbagliato. Non siamo noi che abbiamo sbagliato, ci abbiamo visto giusto. Però oggi è inutile che diciamo che ci abbiamo visto giusto, oggi ci dobbiamo assumere la responsabilità di riaprire questo dialogo, perché è l'unico modo se vogliamo costruire questa alternativa. Sperando, come ha detto anche il sindaco, che anche a livello nazionale anche gli altri si rendano conto che mettendo insieme le forze politiche che la pensano allo stesso modo è l'unico modo per costruire un'alternativa voluta dagli elettori, perché sennò il giorno dopo ti ritrova a punte da capo. Ora, quindi questa è la fotografia che mi sento di fare. Per fare questa fotografia, per poter continuare questa attività che va oltre il Di Pietro fondatore, come avete visto in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, tutto sommato in poco tempo, prendendo atto del risultato elettorale, perché nessun'altra forza politica ha avuto il coraggio, l'umiltà e la responsabilità di quelle che abbiamo avuto noi. Preso atto del risultato elettorale, abbiamo provveduto immediatamente a un congresso, abbiamo nominato un nuovo segretario politico, abbiamo già rimesso in campo un nuovo statuto che oggi è invidiabile da parte di tutti e lo stiamo ancora modificando e migliorando. Abbiamo predisposto una serie di congressi regionali che faremo entro il mese di ottobre, regionali e provinciali. Abbiamo messo in piedi i laboratori tematici per individuare le migliori azioni politiche che possiamo presentare agli alleati, presentare al Paese e portare avanti. Abbiamo individuato una serie di interventi concreti, referendum, iniziative legislative, per fare politica. Quindi, come vedete, è un partito che c'è e che ha il coraggio di ricominciare. Per questo siamo venuti a San Sepolcro, non perché rinneghiamo Vasto, anzi, ci torneremo a Vasto. Ma San Sepolcro per noi vuol dire ricominciare dalle origini, con l'esperienza che abbiamo fatto, e per riconsegnare a quei giovani che avete visto prima un'Italia dei valori più matura, più concreta, più attenta e soprattutto
che vuole assumersi una responsabilità di governo. Questo, la fotografia. Prima di introdurre Ignazio nel suo programma di governo, mi preme fare qualche altra piccola fotografia. Quali sono i problemi reali del Paese? Perché noi qui ci stiamo girando intorno a noi stessi, ma i problemi reali del Paese sono sempre quelli. E lo vedete in questi 2 giorni che ci siamo ripromessi di fare qui. Il problema reale del Paese è lavoro, 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 lavoro e lavoro. Ho visto dall'angolo visuale delle imprese, ho visto dall'angolo visuale dei lavoratori, ho visto dall'angolo visuale dei giovani. Questo è il problema vero. Tutto il resto sono chiacchiere. Questo è il problema vero. Come facciamo a risolvere questo problema? Ecco perché abbiamo voluto questi 2 giorni qua. Ricominciamo da San Sepolcro affrontando un problema vero. Quindi questi 2 giorni di riflessioni sono 2 giorni di riflessione per far comprendere come dobbiamo affrontare per cercare di risolvere questo tema e quali sono le nostre proposte. Voi vedrete nella brochure, ma le vedrete nelle prossime ore, che noi abbiamo declinato il lavoro con riferimento all'Europa, alla legalità, all'ambiente, alle piccole e medie imprese, alla buona amministrazione. E per ognuno di essi abbiamo previsto un apposito seminario di riflessione per comprendere come su questi temi ci può essere più occasione di lavoro e che all'interno di queste tematiche il lavoro per i nostri giovani può trovare un futuro. Ma perché l'Italia è ridotto così? È l'altro tema che dobbiamo affrontare nel proporre un programma di cui poi vi parlerà Ignazio. Dobbiamo prendere atto che l'Italia va male per 2 o 3 ragioni, mica tante. 1, perché con tutto il malaffare, la mala amministrazione che è stata fatta in questi 50-60 anni si è creato un debito pubblico spaventoso. Questo è il problema vero. Se noi non avessimo quel debito pubblico, oggi con le tasse che paghiamo sono più le entrate che le uscite. Noi paghiamo tante tasse per pagare una parte degli interessi su quel debito pubblico. Quindi non è che copriamo il capitale, paghiamo una parte degli interessi su quel debito pubblico. E quindi quando noi parliamo di legalità, noi abbiamo detto lavoro e legalità, non è che parliamo di fisima giustizialista, parliamo di una necessità per fare in modo che il debito pubblico diminuisca e che quindi ci sia qualche soldo per investire in occupazione e lavoro. Quindi è questo il tema principale che attanaglia il nostro Paese e che si può risolvere nell'unico modo possibile, facendo pagare le tasse a tutti, mettendo in galera chi le evade e riducendo le spese inutili, facendo una buona amministrazione. Il resto è chiacchiere. Tutto il resto sono chiacchiere. Quindi il nostro impegno non può essere solo di protesta, ma anche di trovare delle proposte di soluzione affinché entrando nella pubblica amministrazione diamo il nostro contributo per questa situazione, per creare e per ridare credibilità alla politica. Perché l'altro tema ed è l'altra ragione fondamentale perché le cose non vanno bene nel nostro Paese è che non siamo credibili. Non siamo credibili come classe politica, come pubblica amministrazione, come risposta da dare al Paese. Quindi quando noi diciamo anche a Berlusconi si deve applicare la legge, non lo diciamo solo per lui, ma lo diciamo perché meno siamo credibili, meno vengono a investire da noi. Perché dovrebbero venire a investire da noi? Perché dovrebbero pagare le tasse tutti gli altri cittadini italiani se vedono che conviene andare a Montecitorio invece che a San Vittorio se non le paghi. Ecco perché io dico che noi dobbiamo impegnarci per ridare credibilità alla politica e nel ridare credibilità alla politica quelle regole che già abbiamo fatto in molti disegni di legge, in molti referendum, dobbiamo insistere nel portarle avanti. E su questo devo dare atto che mi pare che ultimamente, proprio in relazione alla vicenda Berlusconi, anche il Partito Democratico si sta dimostrando molto netto nel dire che gli altri partiti di quella coalizione di base stanno dimostrando molto netto nel non cedere al ricatto. Io mi auguro che non cedano al ricatto. Non devono cedere al ricatto. E comunque noi non possiamo cedere al ricatto, perché io fino a un certo punto noi possiamo
comprendere le ragioni degli altri, ma quando queste vanno contro i principi costituzionali è chiaro che noi non le possiamo comprendere. Per questa ragione noi abbiamo previsto la nostra sottoscrizione e la nostra partecipazione in difesa della Costituzione, in particolare dell'articolo 138 della Costituzione. Il 12 ottobre ci saremo anche noi in piazza. È già quindi un annuncio che vi faccio di azioni concrete che vogliamo portare avanti. Perché, ma davvero pensate che il Paese va male perché c'è qualche articolo della Costituzione da rivedere? Ma abbiamo la più bella Costituzione del mondo in realtà. Basterebbe applicarla. Se la legge dice che è uguale per tutti, rendiamola uguale per tutti. Se la legge dice che l'autorità giudiziaria è un organo indipendente, lasciamola indipendente. Se però poi alla Corte Costituzionale nomini Giuliano Amato, qualche problema te lo poni. Ma no, ma non voglio entrare nei meriti, nelle questioni personali, che pure sono tanti, ma per definizione la Corte Costituzionale è il giudice supremo che addirittura giudica se una legge è costituzionale. Ora, per quanto mi risulti, Giuliano Amato, da parlamentare, da ministro, da Presidente del Consiglio, è la persona che più di tutti ha contribuito a farle quelle leggi che adesso deve giudicare se sono costituzionali. Cioè io faccio una questione tecnica, faccio finta di non ricordare che era quella che ha firmato il primo decreto su ordine di Craxi per permettere a Berlusconi di andare avanti con le sue televisioni che gli dovevano essere chiuse e spente. Ma proprio sulla questione tecnica, io sono dell'idea che alla Corte Costituzionale già una parte vengono nominate dal Parlamento, già quella, il controllato che nomina il controllore mi lascia un po' perplesso, ma che addirittura vengono nominate persone che sono state in Parlamento essi stessi e che ci sono state per una vita intera a fare leggi che adesso devono giudicare se sono costituzionali, mi lascia perplesso. Voi sapete che per prassi costituzionale il più anziano di chi sta in quell'organo deve essere nominato per presidente, cioè Mazzanti, che è stato ministro di Berlusconi. Cioè, c'è qualcosa che non funziona. Ecco perché noi, quando io dico lotta di governo, dico su questi principi non possiamo transigere. Non possiamo transigere. Ecco perché io, quando sono stato di fronte a quella vicenda trattativa Stato-mafia, non sono riuscito a stare zitto. Quindi, quale deve essere, a mio avviso, il futuro di Italia dei Valori? Una formazione politica responsabile che si presenta al Paese non più in nome di una persona sola, in nome di un progetto politico che metta insieme un obiettivo, fare in modo che ci sia più equità sociale, fare in modo che non mettere o stai dalla parte delle imprese o stai dalla parte dei lavoratori. L'uno hanno bisogno degli altri, ma tutte e due nel rispetto delle regole. Io non posso accettare che in nome di una volontà di non volere il treno ad alta velocità vado a incendiare e a commettere dei reati. Io quello non lo posso accettare, ma non posso accettare nemmeno che il padrone dell'Ilva, siccome gli hanno chiuso gli impianti e gliel'hanno chiuso per un motivo molto semplice, perché ha provocato morte, perché ha provocato inquinamento, perché ha provocato un disastro, manda a casa 1500 persone. Quello è un ricatto. Ecco perché io dico, noi dobbiamo batterci affinché in questi casi lo Stato si assume le sue responsabilità e sia operativo immediatamente. Questo signore non può dire, siccome mi avete chiuso gli stabilimenti io vi mando a casa le persone. No, io mi prendo il tuo stabilimento e lo rimetto in efficienza perché puoi continuare. Se lo devo commissario, lo commissario. Perché questo, le sue fortune se le fatta sulla pelle dei cittadini, sull'ambiente, sul territorio, sulle evasioni fiscali. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in realtà il sistema delle imprese e il sistema dei lavoratori sono due realtà che dovrebbero dialogare insieme, ma che entrambi per una funzione sociale.
quella appunto di maggiore equità sociale, non quella del profitto fino a se stessa alle spalle degli altri, del più forte, del più spregiudicato. E allora io credo che l'Italia dei Valori debba cercare di ricostruire, di porre le basi per ricostruire una coalizione di programma, cercare le basi per avere un peso per convincere spontaneamente e spintaneamente a essere d'accordo sul programma. Spintaneamente, sapete cosa vuol dire? Avere un peso specifico alle prossime elezioni. E per avere un peso specifico alle prossime elezioni bisogna mettersi in gioco. E per mettersi in gioco dobbiamo da subito impegnarci avendo il primo obiettivo a disposizione, le elezioni europee. Alle elezioni europee esiste una legge elettorale dove ogni partito va da solo, non c'è la coalizione. E il simbolo dell'Italia dei Valori, per così come fra un attimo vedrete, è con quel simbolo che noi dobbiamo dare alle prossime europee, per farci vedere e per dire stiamo ricominciando. Noi abbiamo provato a vedere di mettere insieme tante realtà, ma avete visto che cosa è successo? Che la sommatoria di rivoluzione civile ha prodotto meno consenso di quel che poteva avere ciascun partito. Quello è stato un errore, perché non abbiamo parlato un discorso unitario al Paese. Abbiamo fatto un discorso meramente sommatorio e la matematica in politica non regge. Allora l'altra proposta che io faccio, da subito, cominciamo a costruire la squadra e il programma per l'Europa. Lo sentirete subito dopo, già questo pomeriggio, nell'apposito seminario che facciamo sull'Europa insieme a Rinaldi, Uggias, che ringrazio. Come a proposito di ambiente, permettetemi di ringraziare qui. Abbiamo fatto Europa, legalità, ambiente, piccole e medie imprese e buona amministrazione, i temi che abbiamo proposto per il lancio del programma dell'Italia dei Valori. Ho ringraziato e ringrazio, ripeto, Rinaldo e Uggias, i nostri europarlamentari, per quel che stanno facendo in Europa. Ringrazio Federico Palomba per come ha rilanciato e come illustrerà il programma in materia di giustizia per quanto riguarda l'Italia dei Valori. Ringrazio, tra tutti coloro che voglio ringraziare, ringrazio una persona che ha fatto il suo dovere e ne ha pagato le conseguenze. Il nostro assessore all'Emilia Romagna, Freda, che è stato messo fuori perché pensa che l'ambiente sia da tutelare. Ringrazio nelle piccole e medie imprese Zipponi e Lelli, proprio appunto perché queste realtà, lavoratori e imprese, devono lavorare insieme, come appunto ringrazio tutti coloro che nei nostri laboratori si stanno impegnando per dare una progettualità e un programma credibile al nostro partito. Io credo che a questo punto un'ultima notazione la voglio fare sul caso specifico che sta bloccando il Paese, perché sennò facciamo finta che parliamo di massimo sistema, non è il caso B. Qualcosa lasciatemelo dire. Io proprio da cittadino, questa idea che una sentenza della magistratura debba essere sottoposta a un voto in Parlamento, a mio avviso già questo è una violazione della Costituzione. Ma perché mai le sentenze si votano? Si possono mai votare le sentenze? Ma che Stato di diritto è il Paese dove le sentenze vengono votate? Cioè, cosa vuol dire? Che se per caso il voto è a favore suo viene annullata una sentenza? Ma che Stato di diritto è questo? Ecco perché io dico che l'idea stessa che debba essere sottoposta a voto è un'aberrazione. Ma la cosa più aberrante è quel che stanno proponendo adesso, il voto segreto. Ma uno che non ha il coraggio di dire e di votare, ma che ci sta a fare in Parlamento? Io mi auguro che lì dentro ci sia una dignità di persone che non si nascondono dentro il voto segreto. E c'è un unico modo per nascondersi, non dirlo dopo, ma io ho votato così, che ne so io come hai votato? Non fare il voto segreto. Anzi, per me, ripeto, il voto è un'aberrazione. Bisognava prendere atto di questo. E poi,
una persona che viene condannata, condannata per frode fiscale, secondo voi può rimanere dove sta, si può ricandidare? Io credo che sia un assurdo una cosa del genere, ma non lo dico io, le dicono eminenti giuristi. Io ne ho trovato uno che l'ha detto in modo chiaro e forte. Fatelo sentire cosa ha detto. Abbiamo finalmente un giurista che capisce di queste cose. Viene colto con le mani nel sacco ad evadere il fisco, poi si dimentica politico. Questo è d'accordo. Uno che viene colto con le mani nel sacco e che subisce una condanna definitiva in cui si dimostra che lui è stato evasore del fisco, io credo che abbia il buon gusto di mettersi da parte. Lui ci capisce perché lui se ne intende di frode fiscale. E ascoltiamolo una volta tanto. Una volta tanto io la penso come lui. Ecco perché io dico che il nostro problema nel nostro paese in questo momento è la comunicazione. Se noi potessimo far sapere ai cittadini come stanno in realtà le cose, ci sarebbe un'altra scelta da parte dei cittadini. Io sono preoccupato non per il Berlusconi che c'è in lui, ma negli 8 milioni di italiani che continuano a votarlo, che li rispetto, non vorrei essere frainteso, li rispettano, la colpa non è loro e sono vittime di una disinformazione che esiste nel paese. Perché tu, a forza di martellare le menti per far credere che la colpa è di quei disgraziati di magistrati che scoprono i reati, non di chi li commette, alla fine il cittadino si dice: ma qui è una guerra fra bande, anche se così non è. Ecco perché io dico che in questo momento noi dobbiamo fare comunicazione, ecco perché dobbiamo attrezzarci ritornando con i gazebi in mezzo alla strada, dobbiamo fare di necessità virtù, non abbiamo 3 televisioni. Come diceva appunto proprio Giorgio nel suo discorso, ritornare a organizzarci e stare in mezzo ai cittadini e rifare squadra. Grazie a Dio c'è internet, come dice Casaleggio, e quindi oggi c'è un sistema di comunicazione che man mano si sta riappropriando della possibilità di far sapere un'altra verità ai cittadini, quella più vera. Io personalmente sono anche favorevole a quell'altro sistema con riferimento ai parlamentari, cioè rifare una nuova legge elettorale, a mio avviso, dovrebbe essere in questi termini. E concludi, ti prego Ignazio di cominciare a venire vicino a me, perché insieme a Ignazio vogliamo presentarvi il nuovo simbolo. Però io ritengo una cosa, che c'è un solo modo per convincere i cittadini italiani a riprendere fiducia nella politica e nella classe politica: fare in modo che siano loro stessi a scegliere chi mandare in Parlamento, per quanto farle restare in Parlamento e anche mandarli a casa. Come? Un modo molto semplice. Primo, fare elezioni per collegi, cioè stabilire quanti sono 630 i deputati, se li riduciamo a 400 ancora meglio, anche la metà è ancora meglio, ce n'ha meno l'America che è 10 volte più grossa di noi. Primo. Secondo, quanti ne sono i parlamentari, tanti devono essere i collegi. Terzo, primarie di collegio, perché in ogni partito siano i cittadini che credono in quel partito a scegliere chi si deve presentare per conto di quel partito. Quarto, in quel collegio viene eletto chi prende più voti se supera il 51%, altrimenti si farà il ballottaggio come per i sindaci. La legge per i sindaci è la più chiara. La prima volta scelgo, la seconda volta sintesi. E però farei anche un'altra cosa, la possibilità che se il 5% dei cittadini ritiene che durante il suo mandato quel parlamentare non sta facendo il suo dovere, può chiedere un referendum confermativo se conferma quel suo ruolo a mantenerlo in Parlamento. E se si fa il referendum e il referendum lo manda a casa, quello va a casa, senza aspettare 5 anni a gratis. Ecco perché io ritengo che sia molto importante in questo momento ridare ai cittadini la possibilità di riappropriarsi della possibilità
di scegliere chi mandare a casa e chi mandare nelle istituzioni. Ecco perché noi dell'Italia dei Valori, con tanta responsabilità, Ignazio, abbiamo deciso appunto di ricostruire questo partito ripartendo da San Sepolcro, ma anche andando oltre il proprio fondatore. E sono io stesso a proporlo, sono io stesso a farlo, io stesso a iscrivermi. Sono stato il primo iscritto nel nuovo partito, quindi non è che sono quelli che se ne scappa via. E mi troverete sempre qui, insieme a lui, sotto questo simbolo in cui mi ritrovo. Vai.